Innanzitutto ringrazio i 1493 elettori che hanno scritto il mio nome sulla scheda. Poi ritorno felicemente in un consiglio regionale che già avevo conosciuto nella legislatura 95-2000, quando fui eletto consigliere regionale per la Liga Veneta. Ora torno per la Liga Veneta Repubblica, quindi il solco è lo stesso. L'impegno sarà ancora più deciso. C'è un qualcosa di incompiuto che mi sento la responsabilità di portare avanti ed è quello che riguarda il voto del 22 ottobre 2017, il referendum sull'autonomia di cui sono il padre naturale e quindi mi sento in dovere di compiere l'opera, come si dice, in sintonia con il giovane presidente Alberto Stefani, il più giovane presidente di regione italiana, quindi una figura con la quale mi auguro di poter realizzare tanti obiettivi perché il Veneto ha bisogno di risposte importanti, concrete, ha bisogno di un'azione che non sia soltanto di comunicazione, ma un'azione che sia di fatti e sui fatti io sarò in prima fila per aiutare il nuovo presidente e per stimolare il Consiglio regionale del Veneto.